Le ragazze della Polisportiva Preganziol, in maglia rossa con banda nera orizzontale, guidate da Lidia Compagno, giocano col capitano Angela Menegazzo alzatrice, Paola Gallas opposto, Giulia Brusò e Roberta Bressan schiacciatrici, Gabriella Rossetto e Giulia Todaro centrali, Elena Sartorato libero. Le ospiti dell'FC Volley in divisa azzurra schierano Serena Scoppel alzatrice, Cinzia Zaninello opposto, Cristiana Parenzan ed Evana Lon schiacciatrici, il capitano Mila Rizzo ed Erika Montemezzo centrali, Roberta Curto libero. Il primo allenatore è Cristian Magro, il secondo Gianpietro Bertoncello. Le battute incisive di Mila Rizzo e Serena Scoppel inducono più volte all'errore la ricezione trevigiana. L'ottima prova a muro e in difesa delle ospiti e i contrattacchi vincenti di Rizzo e Parenzan allargano rapidamente il gap sul 20-10 per le azzurre. La battuta non va bene, imposto 6. Tanto la perdiamo lo stesso la partita a sto punto. Dovete forzare tutto e dovete forzare forsennatamente l'attacco. Almeno Vista la netta inferiorità in attacco e a muro, Lidia Compagno chiede alle sue ragazze di tirare forte e di rischiare al massimo la battuta per ridurre l'efficacia delle azioni dell'FC. Il Preganziol reagisce e va a segno con la banda Giulia Brusò e con le fast della veterana Gabriella Rossetto. Le ospiti però gestiscono il vantaggio con maestria e tranquillità. Il Preganziol forza il servizio, ma sbaglia davvero troppo ed è proprio un errore della Brusò a chiudere il primo set sul 25-17 per l'FC Volley. Le ragazze di casa iniziano la ripresa con buon piglio, migliorando la fase difensiva. L'alzatrice Angela Menegazzo serve con precisione Giulia Brusò e Gabriella Rossetto, gli elementi più incisivi dell'attacco trevigiano. Le ospiti comunque restano concentrate, approfittando delle conclusioni errate del Preganziol per costruire un vantaggio importante. Dal 10-8 per l'FC Volley in poi le azzurre prendono l'iniziativa. Rizzo e Parenzan imperversano, mentre il libero Roberta Curto si esalta in difesa compiendo interventi spettacolari, sottolineati dagli applausi del pubblico trevigiano come sempre corretto e competente. Vista l'opaca prova in attacco di Paola Gallas, Lidia Compagno dà fiducia alla giovanissima Giulia Zanibellato, 16 anni appena compiuti. Le locali lottano su tutti i palloni, ma i punti li fa l'FC, doppiando il Preganziol sul 20-10. Grinta e tenacia non difettano le rossonere, che abbozzano la rimonta, ma sono penalizzate dai ripetuti errori in battuta, compromettendo le residue chance di recupero. Il servizio fuori della Brusò e l'attacco errato di Giulia Todaro fissano sul 25-17 il finale del secondo parziale. Le trevigiane ripartono con rinnovato vigore andando a segno con Giulia Zanibellato. Le ospiti calano leggermente in attacco e la prima metà della terza frazione è contraddistinta da una lotta punto a punto, con scambi prolungati fin sull'11-10 per l'FC Volley. Tra le padovane da segnalare le buone prestazioni della centrale Erika Montemezzo e della banda Evana Lon, chiamata a sostituire Giulia Gasparin. Il Preganziol mura e difende ad oltranza, ma fatica a mettere giù palle in contrattacco utilizzando poco le centrali, soprattutto la giovane Giulia Todaro. Gli devo togliere la muffa con lo scalpello, se non schiaccia un po', dagli delle mezze, dagli delle sette, falla divertire. Mi spieghi che senso ha che questa stia a far partite senza schiacciare una palla? Le fai schiacciare una palla? Le fai sbagliare tanto quanto sbaglia lei e sbaglia lei e sbaglia lei? Potrà giocare! Il decisivo intervento di Lidia Compagno, che chiede alla palleggiatrice Menegazzo di servire di più la centrale numero 15, non modifica il trend della frazione, che vede la progressiva prevalenza delle ospiti, soprattutto a muro e in contrattacco, dove spiccano l'esperienza e la classe di Mila Rizzo e Cristiana Parenzan. Nel finale, l'ingresso della giovane alzatrice Veronica Moino per la Menegazzo non produce effetti tangibili. Le azzurre dell'FC Volley conducono autorevolmente la partita, colpendo in attacco e a muro con la valida Montemezzo, conquistando per 25-15 il terzo set e l'incontro col primo tempo vincente di Mila Rizzo. La partita è stata condotta in modo ottimo, soprattutto in difesa. Siamo riusciti veramente a tenere palloni che di solito ci sfuggono e
ed è stata poi chiusa bene nel contrattacco. Una partita preparata e gestita bene, secondo me, grande merito sicuramente del nostro libero questa sera Roberta Curto, che ha difeso dei grandi palloni, e siamo riuscite a non far giocare i loro centrali, soprattutto uno che poteva essere molto pericoloso. Sono d'accordo con Mila, grande Roby questa sera, e veramente ha fatto la differenza in campo. Quello che ci serviva infatti era la seconda linea per poi poter rigiocare il nostro attacco. Bella partita, mi sono divertita tanto. Il campionato è ancora molto lungo, abbiamo nel nostro girone squadre molto forti come il San Vitale, che è la Porta del Zamboni, abbiamo squadre che stanno crescendo molto bene, tipo il Mestrino, tipo il Galante, e sarà sicuramente combattuto fino alla fine, c'è ancora molto da lavorare. Siamo riuscite a metterle in difficoltà a volte in battuta. Spesso il nostro muro ha tenuto e le ha fermate, in difesa bene o male le abbiamo contenute, e quindi sì, non sono totalmente negativa. Il problema è poi la nostra discontinuità, gli errori continui e l'incapacità di stare sopra all'avversario e di crederci fino in fondo. È un anno di transizione, questo per noi sicuramente. Abbiamo perso 2 o 3 pedine importanti rispetto all'anno scorso, che ci hanno permesso di fare un campionato sopra le righe rispetto a quello che ci aspettavamo. Quest'anno stiamo cercando di creare e di costruire un percorso che ci possa portare a far crescere alcune realtà che provengono dal settore giovanile. Certo è che il lavoro da fare è completamente diversi sono i ritmi che abbiamo in palestra.